pomeriggio amici e amiche amanti del calcio. Oggi vi presentiamo la sfida del Palermo per la terza giornata del campionato Juniores Under 19. Un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi Parmonval contro Athletic Club Palermo. Anche qua le marcature potrebbero non essere perfette perché la posizione non è mai facile tra le linee riuscire a contrastarlo. Intanto rientra sul destro e calcia, ci ha provato Candela, capitano della Parmonval. Dunque calcio di punizione, minuto 12 di gioco con Clemente che invece va morbida in mezzo, poi il buca il difensore, Conan allontana. Cernigliaro allunga per Caronia che cerca il traversone in mezzo, pallone che riesce anche a passare di testa alla sponda, Candela, poi conclusione perfetta da parte di Labate che poi esulta con il pubblico presente oggi al campo Lo Monaco, vantaggio della Parmonval. Lui servito veramente pochissimo, rientra Lucchese, può cercare il traversone che arriva adesso, la sponda con Conan e poi calcia in gallina, però bisogna rivedere questo intervento. Caroni ancora centralmente, Labate prova a girarsi, spalla alla porta, non casca giù, poi il pallone allargato, cerca la conclusione Molini e la blocca invece Lorello. Torna a me, cerca i compagni in mezzo, testa in gallina, la tocca Clemente, prova a girarsi, non è fortunato, ma riguardare le immagini per capire se effettivamente fosse stato irregolare il tocco o meno. Nel frattempo calcio di punizioni, va Clemente, conta i passi, cerca il tiro, viene bloccato direttamente, è dato nella morsa della Parmonval. Cernigliaro, palla geniale ancora una volta per Candela con Fiore che qui rischia veramente tanto perché va quasi agganciato, si complica tanto la vita, infatti sbaglia un 2 contro 1 con l'Abate che cerca Candela, guarda la porta, Candela può calciare con l'esterno, prende malissimo però la palla, Sino allarga molto bene, D'Amico cerca la sola posizione nella parte di Tornambè, non lo serve, D'Amico vuole Zito, cerca addirittura la porta e non esce di molto la sua conclusione, forse con poca potenza, cerca le sponde in avanti con Candela che fa una buonissima giocata, ancora una volta sta lottando su tutti i palloni, numero 7, poi palla perfetta per l'Abate che può attaccare la porta, l'Abate dentro la rigore, l'Abate ancora cerca la porta, super Lorello qui che tiene in piedi i suoi e poi conclusione di Caronia. C'è la pressione subito, poi crossa in mezzo la rosa di testa in gallina e poi cerca il tiro, invece il ne è entrato la Fiura, non trova la porta, andrà e cosa ci regalerà col suo sinistro, entra soltanto Corsino fuori, la Fiura cerca sul secondo palo il copesa di Lanza che non arriva, aveva accusato dei crampi, dunque possibile contropiede non sarebbe forse la migliore scelta. Sbaglia la Fiura, poi palla sul rimorchio e la riesce a toccare Martino, il gol dal rimorchio perfetto con il destro, è stato forse uno schema o forse una battuta non perfetta da parte della Fiura, ma fatto sta che Martino trova il modo di pareggiare al 94esimo, 1-1 il risultato. Minini, rilancio in avanti, fischietto in bocca per il direttore di gara, Martino la tocca, ma va bene così, finisce la terza giornata, finisce la sfida tra Parmonval e Athletic Club Palermo tra gli applausi del pubblico presente, risultato di 1-1.